spazio catturato dalla difesa cantorina. Cameron Young nell'autostrada lasciatagli dalla difesa fortitudina. Aradori, penetrazione, gli chiude la strada Kevarius Hayes. Cioè, verosimilmente questo l'ultimo possesso del primo quarto per l'Acqua San Bernardo, poi avrà l'ultima replica anche la Pompea. Tiro da 3 punti, tentato e segnato. 3 rookie, ovvero Burnell, Hayes e Young, giocatori di poca esperienza come Clark e Collins. L'unico con un po' di esperienza è Jeremiah Wilson, che qua si fa trovare sotto il ferro. Fantinelli che apre per il canadese, ha spazio per prendere un'altra tripla. Questa volta è di Cameron Young, ma continua a macinare stoppate Cantù, mentre Hayes invece si fa trovare pronto dall'altra parte. Intanto stoppata ancora del solito Kevarius Hayes, dopo che già la torre aveva deviato il pallone. Poi Cameron Young spinge veloce la transizione, alla fine riesce a scaricare su Fantinelli che vuole andare dentro da Sims, gioca contro Kevarius Hayes che questa volta salta sulla finta. Aradori per Lönen, gli crea spazio per la tripla, la segna l'ex capitano di Cantù. Hayes trovato sotto canestro da Young. Burnell e Pecchia. D'altra parte invece c'è Daniel, come detto, e si fa subito trovare pronto alla prima azione. 14 secondi, quindi Cantù potrà, volendo, andare fino in fondo. Penetrazione di Wes Clark che mantiene il perno, gran tiro cadendo indietro, di difficoltà estrema. Aradori, palleggio, arresto e tiro dall'altezza del gomito. Questi tiri sono praticamente semi-infallibili. Young ancora per Clark che riapre per Pecchia con gli attributi, prende la tripla Pecchia e segna un canestro pesantissimo. L'ipotesi di un overtime. Collins per Burnell che prende il tiro da 3 punti, non ci posso credere. Cambio difensivo per Cantù, penetrazione di Lönen che alza la palla verso Sims, appoggia Sims, il canestro del pareggio. Cameron Young scarica per Barnett che vuole prendere un'altra tripla, non ci credo! 5 su 5 dall'arco! Il blocco verso sinistra di Sims, Lönen, l'ex della partita, prova a penetrare e appoggia il pallone nel canestro. Vediamo quale sarà la scelta di Cantù, 2 per pareggiare, 3 per vincere, cerca la penetrazione Clark, il tiro cadendo indietro, solo primo ferro, esulta sotto la curva ospite Antimo Martino.